Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! La 12ª giornata del campionato di Serie C sancisce la crisi del Cosenza che non sa più vincere e del Catanzaro sconfitto dal Francavilla. Sorride invece il Rende, vittorioso in casa. Bene la Regina che strappa un punto a Caserta. Dal vi vogliamo così all'andate a lavorare, il passo è molto più breve di quanto si possa pensare. Due cori dal significato diametralmente opposto, ascoltati durante la gara fra Cosenza e Racing Fondi, o meglio al termine della prima e della seconda frazione. Due voci che stridono, così come le due facce della prestazione dei rossoblù. Lupi famelici nel primo tempo, dominato in lungo e in largo e coronato dal gran gol di Domenico Mungo che ha sbloccato il risultato. Irriconoscibili e impauriti nella ripresa, capaci di subire passivamente le iniziative di un avversario ridotto in 10 uomini dopo l'espulsione di Quami e di incassare il gol di Nolè nel finale per un pareggio che aggrava una situazione di classifica e mentale già di per sé delicata, che il tecnico Braia sta cercando di curare. Prendiamo per buono quello che è stato fatto di buono e cancelliamo ancora una volta quello che è stato sbagliato, perché se no non andiamo più da nessuna parte. Noi da questa situazione bene o male ne dobbiamo scappare, perché questo è poco ma sicuro. Io pensavo di farlo velocemente, vuol dire che ci vorrà qualche giornata in più, ma ne usciremo, di questo sono sicuro. Non c'è tempo per rimuginare, i rossoblù tra poche ore saranno nuovamente in campo a Siracusa per affrontare l'Acragas. Progressi ma pochi spunti, il Catanzaro di Dionigi non decolla, il vantaggio quasi immediato della Virtus Francavilla ha compromesso l'andamento di una gara che i giallorossi non sono riusciti a raddrizzare, pur costruendo qualche occasione utile per rimettersi in gioco. Clamoroso il palo colpito nella ripresa da Infantino. Al Ceravolo domani sarà di scena la rivelazione Monopoli, squadra da affrontare con le dovute cautele. Le cose che ancora non riusciamo a fare bene, mentre la manovra insomma, è abbastanza fluida, ora riusciamo quasi sempre a trovare l'uomo libero, specialmente nelle catene. Ancora dobbiamo migliorare nella perdita dei palloni nella nostra metacampo, a volte vogliamo anche giocarla troppo e gli avversari a volte ci giocano sul nostro errore e questa cosa qui è un aspetto che va migliorato. Il gol di Laribi e tanto sacrificio rende ancora una volta riesce a venire fuori da una situazione complicata, sfruttando al massimo una giocata e costringendo l'avversario a inseguire per gran parte della gara e a sbattere inutilmente sulla difesa attenta schierata da Trocini. Il successo sulla Sicola Leonzio aggiunge punti, autostima e valore al percorso dei biancorossi che avranno bisogno di grande compattezza nella gara di domani a Trapani. Sono del parere che se una squadra riesce a correre nella maniera giusta faccia meno fatica, dipende dal tipo di partita, è molto meno dispendioso difendersi rispetto a far gioco, quindi io sono convinto che comunque al di là di queste idee sono convinto che la fame, la voglia, la tensione, la voglia anche di andare a giocare su questi campi importanti, tipo Trapani martedì, fanno la differenza per noi. Non è una questione di stanchezza, non siamo stanchi, non saremo stanchi. Non era facile uscire dal Pinto con un risultato positivo. La Regina ci è riuscita tenendo a bada una squadra assetata di punti e di vittorie, ma poco serena. Stavolta poche fiammate per l'11 Amaranto, ma la personalità giusta per evitare di subire gol. Anche quando nella fase finale in 10 contro 10 per le espulsioni di Alfa Geme e Laezza gli schemi sono saltati definitivamente. L'11 di Maurizi domani ospiterà il Siracusa. Siamo sempre domenica dopo domenica, stiamo andando bene, quindi pensiamo sempre adesso pensiamo a Siracusa e poi si vedrà. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!